Benvenuto alla Taverna, Friuli Wines, il podcast definitivo sui vini di Friuli Venezia Giulia. Sono Wayne Young, l'host. Ciao amici di Vini Friulani, sono Wayne Young, la Taverna, e siamo qui per la seconda parte di questa bellissima conversazione con Natasha Czernitz di Castello di Rubia. Ho imparato una nuova parola durante questa puntata, il parole immedesimare. Immedesimare, praticamente di prendere due idee e fare una, e fare due o più cose distinte in una sola e medesima cosa, come un attore che diventa il personaggio che si interpreta. E ho sentito questa parola che è usata la Natasha durante l'intervista, durante questa conversazione, e si vede che Natasha è emotivamente collegato fortemente con il suo vigneto, con le piante, con il territorio. Si sente veramente questo collegamento emotivo con il posto e con i vini, ovviamente. L'abbiamo anche parlato di un evento qui che forse non tutti voi ricordate e non tutti voi l'ha sentito, perché se siete fuori del Friuli, fuori dall'Italia, forse non hai sentito di questi incendi di anno scorso, di 2002, che per più di un mese, praticamente da metà luglio fino alla fine di agosto, c'erano questi incendi sulle colline proprio di Carso. E allora quando parliamo dei incendi parliamo anche un po' di smoke taint e anche dei incendi che sono stati negli Stati Uniti, diversi annate, che hanno fatto un effetto sulle uve e sui vini. Abbiamo parlato di quello, se non avete capito di cosa stiamo parlando. E alla fine cominciamo di parlare di Terrano e io volevo parlare di voi perché prossima settimana proprio si comincia il mese di Ottobre Rosso Refosco. Spero di vedervi in tanti. 4 incontri tra 2 degustazioni e 2 cene che finisce il mese di ottobre con il grande gala del 27 ottobre a Villa Claricini, a Moemaco, vicino a Cividale, con più di 40 aziende che presentano i loro refoschi e non solo. E abbiamo anche la Natasha che presenta durante un masterclass della sera il suo primo Terrano di, mi sembra, 2004. Allora, per vedere la longevità di questo refosco. Se state cercando per un po' di informazione su Ottobre Rosso e iscriversi negli eventi, devi fare tramite un sito internet che sto lavorando con una grandissima collaboratrice e organizzatrice che si chiama Lionella Genovese e di Eleganza Veneta. Si può trovare sul sito di eleganzaveneta.it tutte le informazioni di Ottobre Rosso Refosco o si può andare anche su Facebook e Instagram su Ottobre Rosso Friuli o Ottobre Rosso Refosco, e se lo cerchi lo trovi sicuramente tutti e due, e lì si trova tutti i programmi, tutte le date, tutti gli appuntamenti per questo mese importantissimo con questo vitigno che per me è importantissimo, è il vino rosso che definisce nostro territorio. Eccoci, va benissimo così, non parlo più e adesso sentiamo insieme l'ultima parte 2 di questa bellissima conversazione con Natasha Czernitz di Castello di Rubia. Okay. Ecco, questo del biologico... Sei biologico tu?
Non certificato. Non certificato. Non sono Ok. certificata perché non riuscivo a dare continuità in vigna, Ok. perché appunto certi anni erano veramente devastanti e non ero completamente all'interno del regime. del regime, esattamente. Ok. E quindi ho detto, rimando, cercherò di farlo, ed è il futuro sicuramente, ma va regolamentato in modo diverso. Ah, ok. Perché il mio punto di vista, in Europa non c'è una visione unitaria di quello che è il prodotto biologico. È ovvio, perché ci sono diversi climi, ci sono tante cose, quello che è biologico in Italia, però non è in Germania. Allora ci sono certi prodotti che sono considerati biologici in Germania e non da noi. Sì, ci sono queste cose. Ok. Io ho visto e ho detto, ma finché non è regolamentato a livello europeo, questa cosa sembra quasi una presa in giro. Allora io giù il cappello per chi già lo fa, perché magari veramente ci mette l'anima e il corpo e può farlo. Noi abbiamo un regime di piogge purtroppo che non ce lo permette. Sarebbe da fare 40 trattamenti all'anno e sinceramente allora diventa insostenibile a livello poi di gasolio consumato per il trattore. Cioè, bisogna guardare questo e quello, secondo me. Infatti, uno delle discorsi che si può parlare di biologico o non biologico è che quanto tempo deve passare in vigne con una macchina a scoppio che inquina anche quello, no? Esatto. Invece di fare 8 trattamenti, si deve fare 16, hai bruciato il doppio del gasolio, perché fino adesso non abbiamo i trattori solari o i trattori nucleari, o magari, esatto. O ci sono tante piccole aziende che usano ancora cavalli o bue, qualcosa, però Sì, per gli una asinelli. realtà più grande è impossibile pensare di una cosa del genere. Sarebbe bello di tornare a quei voti e ci sono delle aziende che lo fanno, però quando si parla di un'azienda, diciamo, con un livello commerciale importante, Esatto. devi usare il trattore e è meglio forse evitare bruciare tutto quel gasolio. Allora sì, non puoi essere un dittatore o non deve Sì. essere proprio Bravissimo, così esatto. stretto con l'idea di essere biologico, perché si perde in una parte e si guadagna nell'altra. Esatto, Sì. è proprio così. Esatto. E la mia visione è, ognuno ovviamente deve fare secondo la propria coscienza, è lì anche questione di valori, ovviamente, noi tutti comunque, nessuno vuole inquinare l'ambiente, cioè chi vuole rovinare? Certo. Tutti abbiamo famiglie, abbiamo figli, ci sono nipoti, noi tutti pensiamo al futuro. Io penso che chi faccia viticoltura abbia anche tanto rispetto, per cui produttori siamo parsimoniosi, siamo rispettosi e ci identifichiamo addirittura nelle viti. Certe volte ci immedesimiamo, vediamo la sofferenza, io mi ricordo quanto mi sentivo di aver, come dire, nel 2014, ma fatidico anno, che andavo a defogliare, io e mio marito quell'anno lì, andavamo ogni giorno a defogliare affinché prendesse più sole possibile l'uva rimasta non colpita dalla peronospora. C'era anche la peronospora larvata che da un giorno all'altro praticamente ti asciuga tutto il grappolo. Non esiste più. Sì, c'era questa e non si verificava sulla foglia, tu non vedevi le macchie dietro bianche, semplicemente arrivava e moriva. Esattamente. Wow. E mi ricordo un brutto episodio che mi sono identificata molto poi nel vigneto, è stato la Pasqua del 2016, mi pare, o 2017, quando c'è stata la famosa gelata. Ti ricordi la gelata? Vagamente sì. C'è stata una gelata in primavera proprio sotto Pasqua e mi ricordo che eravamo qualche giorno in vacanza con la famiglia, siamo tornati in vigna e mia figlia era piccolina, avrà avuto 4 anni, 4-5 anni, non mi ricordo esattamente, adesso sì, forse qualche anno in più, e è rimasta scioccata a vedere che intorno alla vigna il bosco era verde e la vigna era invernale. Wow. Questo era accaduto. Tu vedevi che la natura in giro, gli alberi avevano le foglie e tutto, eccetera, ma il paesaggio della vigna era un paesaggio invernale. Sì. E io questa cosa qui era surreale. Bianco, sì. Sì, era foglie
marroni, cioè era come fosse Wow. avesse preso una bruciata pazzesca. Mhm. E mi ricordo lo shock anche proprio personale che abbiamo vissuto, perché guarda, è devastante, è come avesse avuto un forte incidente il Certo. vigneto quell'anno e doveva l'anno dopo riprendersi. Quindi la vite non è che ti dà, non sono macchine, No. sono, nel senso non è che la vite è pronta ogni anno a dare tutta se stessa, non ce la fa. Certo. Perché se l'anno prima ha subito uno stress idrico forte, l'anno dopo cercherà di capire che cosa fare, quando dare fuori, quando germogliare, capirà in base anche alla sua memoria, no? Che ha dentro di sé nel corso degli anni, memorizza tutto il clima e gli anni, quando arriva la primavera, e quindi dice prima di germogliare aspetto ancora un po'. Ok. Perché non si sa mai, perché l'anno prima è successo questo. E quindi tutte queste cose qua ti fanno capire che ha un cervello, c'è una mente Sì. dietro, e quindi va rispettata, e ti medesimi, perché dici io in questa situazione forse avrei agito anche peggio, forse non sarei neanche riuscita a sopravvivere, no? A Esatto. una cosa devastante come questa. E quindi non lo so, io parlo anche degli incendi sul Carso. Infatti volevo chiederti di quello. Anche questo l'anno scorso il nostro paese è stato evacuato 2 volte, cioè noi avevamo Wow. gli incendi vicino alle case. Mhm. Ecco, lo stress che subisci crea un forte legame, anche perché poi dici ma la natura poi rifà tutto, l'anno dopo rigermoglia tutto, ma ci vogliono tanti anni. Io se Per tornare come prima, certo. Esatto, se tu passi per esempio da Merna fai la strada per andare, per capirci, verso il Vallone, verso Trieste, tu i Monti Faiti cosiddetti Mhm. sono ancora tutti devastati. Sì, Li l'ho vedi, visto no? anche L'hai visto? recentemente. Sì, un paio di settimane fa, un mesetto fa, ho visto che E lì sì, hai sembra voglia, sembra ancora... sembra ancora appena accaduto, no? Esatto. E quindi tutti questi aspetti qua non fanno che rendere una persona empatica. Mm, Cioè, è impossibile non provare qualcosa certo. per le piante e quindi non averne rispetto. Questo volevo dire. C'era un effetto sul vino di Eh, questi incendi di anno scorso? allora, Che noi... parlano spesso di smoke taint, no? Questa idea che il fumo che crea un sapore particolare alle uve. Andrebbe chiesto a chi ha subito questo. Noi per fortuna la nostra vigna era esposta dall'altra parte. Allora, tutto il fumo è andato dall'altra parte. È andato, diciamo, temporaneamente, perché siccome la cosa è accaduta tra luglio e agosto, Mhm. tra il 15 luglio, mi pare, al 27-28 di agosto, il fine di agosto, sicuramente quel fumo lì, perché ci ha fatti evacuare, Certo. era dannoso e siamo andati via, era irrespirabile. Questo sì. Ok. Ma in fase di vendemmia ovviamente sono arrivate anche piogge dopo, per cui io non direi, noi Ok. non possiamo dire questo, ecco. Ok. Però nei mosti, nei vini fino adesso non l'hai sentito? No, io personalmente no. Perché ho un'amica che è andata a California recentemente Sì. e ha assaggiato dei vini imbottigliati che sapevano di fumo. E lei ha detto che l'hanno venduto questi vini come vino di smoke taint, che è ovviamente un prezzo diverso, Caspita. però sì, che lo sentivi proprio in bicchiere che c'era questa sensazione di bruciato, di fumo. E allora sì. E questo fa parte della natura di quell'anno, caratterizza quell'anno, e sotto un certo profilo è molto affascinante, perché sembra quando bevi dei vini, sembra quasi di leggere un diario. Bello. È vero, Sì. perché quell'anno è successo che c'era l'incendio, come dire, nella sua devastante conseguenza, nella sua come dire, connotazione più negativa, perché l'incendio è una cosa negativa sicuramente, però a livello così di chi ha passione per la storia, io so, a me affascina moltissimo la storia, mi piace andare a leggere, a vedere cosa è successo, ma anche chi ha semplicemente un orto può dirti che i pomodori quell'anno così, le patate quell'anno colà, e invece le zucchine. Allora, chi ha contatto con la natura per forza poi ha anche una memoria particolare, Certo. una memoria emotiva, si lega, no? Quindi tu assaggi il vino del 2015, ti ricordi quell'anno così, e quindi tu in realtà leggi un libro, leggi una biografia di una vigna, Certo. non assaggi semplicemente, no? Mm. Vivi la storia, questo è il bello, anche le delle verticali, io ne faccio tantissime. Io adoro fare le verticali perché
intanto posso raccontare quello che è successo, però come dire, lo puoi constatare assaggiando quello che dico, quindi è una prova in più di quello che noi abbiamo vissuto, assaggiando, poi raccontando il vino. È importantissimo fare le verticali. Bello. Sì. No, verticali secondo me ci sono certi modi per capire la qualità di un vino. E secondo me uno dei più importanti, se non il più importante, è il tempo. È vero. Un vino può essere bello imbottigliato dopo 1 anno, 2 anni, bene, però aspettiamo 10 anni e dopo diciamo se questo vino è evoluto, che è diventato più complesso, meno complesso, se è morto, se è perso tutti gli aromi o è ancora importante come vino, perché è il tempo che secondo me determina dalla differenza tra un vino buono e un vino grande, un grande vino. Concordo pienamente, sì. Vitosca, secondo me, allora, io ho appena assaggiato, perché ho spostato dalla Malvasia normale, possiamo dire, il standard, non lo so, di questo che si chiama Cadenza di Inganno, che è una Malvasia molto particolare, perché mi piacerebbe parlare un pochino di tutti e 3 vitigni che lo fai, prima che lo concludiamo. E ovviamente questa Malvasia è molto particolare. Sì. Parliamo un po' di questa interpretazione di Malvasia. È ovviamente un Malvasia macerato. Sì, esatto. Allora, questa Malvasia è una Malvasia macerata un po' più a lungo. Nasce da un, diciamo, Solo da un po' più? No. Sembra tanta di più. Abbastanza più. Perché mi hai detto sulla prima, quanto tempo sulle bucce? 2 settimane. Ok, e mentre questo? Qui siamo andati sui 2-3 mesi. Sì, più o meno 3 mesi, esatto. Sì. Allora, nasce da un mio interesse, ovvero sogno di creare la Malvasia greca del Medioevo. Ecco. Allora, tornare nei tempi originali della Malvasia. Allora, a me piace molto la storia, e la storia della viticoltura in particolare ti può insegnare moltissimo, anche semplicemente seguendo quello che è successo in Europa nel corso di quegli anni, ti fa capire perché siamo arrivati a livello di viticoltura ad oggi con questi vigneti, perché si sono conservati, come mai non si sono conservati, eccetera. E mi ha molto affascinato i Veneti, mi ha affascinato moltissimo la storia della Repubblica Serenissima e di come i veneziani in generale siano riusciti attraverso il commercio a far sopravvivere le varietà autoctone dei Balcani e della Grecia, dell'Italia, proprio perché sono riusciti a creare una domanda commerciale. Allora, è vero che il commercio contrasta un po' la viticoltura, eccetera, ma in questo caso, se tu leggi la storia, capisci che i veneziani, quando si sono innamorati della Malvasia in Grecia e hanno visto che c'era un potenziale per Venezia, per poterlo vendere a Venezia, e capisci che loro a un certo punto non avevano nemmeno abbastanza prodotto. È stato un grande successo portarlo a Venezia. Pensa che l'hanno esportata in tutta Europa. E loro cosa hanno fatto? Loro c'erano tante varietà sui Balcani, anche in Grecia, in Italia, eccetera. Non riuscendo a creare abbastanza Malvasia, l'hanno creata improvvisando in qualche maniera. E oggi sarebbe una frode in tutto per tutto. Però all'epoca, che non era ancora tutto così regolamentato, loro mescolavano il bianco con il rosso e ottenevano un vino che assomiglia a questo, che è un vino passito, perché la Malvasia nasce greca, da Monemvasia, appunto da questo paese vicino ad Argos, sul Peloponneso, e era una Malvasia essenzialmente barricata dolce, fortificata, no? Come i vini del sud, cioè come la Malvasia delle Lipari, questo tipo di Malvasia. E praticamente i veneziani, non avendone abbastanza, hanno creato questo blend di tante Malvasie e l'hanno chiamata Malvasia. Da Monemvasia a Malvasia perché era difficile da pronunciare. Certo. Però se oggi abbiamo 23 o 24 varietà autoctone in Italia di Malvasia, di cui bianche e nera, praticamente a bacca nera, è proprio per questo. E se sono sopravvissute è perché c'è stata una domanda commerciale. Certo. Questo volevo arrivare. Sì, perché se lo mettevi sulla bottiglia o sulle botte o sull'urna, o dove l'hai messo questo Vranaz o quello che è, che cos'è il Vranaz? Malvasia. Malvasia è un'altra cosa. Hanno creato un brand fortissimo. Esatto.
E E lo questa è vendevi? stata la forza commerciale. Allora io dico, grazie alla domanda commerciale, le varietà autoctone sono riuscite a sopravvivere. E noi in questo momento, secondo me, del mercato, abbiamo bisogno di questa svolta, della svolta per cui commercialmente le varietà autoctone hanno bisogno di un qualcosa, di un volano forte, come all'epoca era il commercio dei veneziani che sono riusciti a creare a Venezia il ponte della Malvasia, Calle Malvasia. Ci sono tantissimi posti a Venezia che parlano della Malvasia. Ok. È il vino dei veneziani. Ah. Loro regolamentavano anche, per esempio, le cosiddette betole o comunque trattorie, eccetera, che avevano la Malvasia di bassa qualità, di media e superiore. Ed avevano anche la metratura, cioè tra una e l'altra doveva esserci una certa distanza. Per Cioè? non una distanza di modo che non ci fosse una concorrenza sleale. Come dire, trovo la Malvasia, sì, però là c'è una Malvasia che costa meno. Sì, però la qualità è diversa. Allora erano proprio, c'era un'idea commerciale. Allora stai parlando di dove si vende dove questo. si vendevano la Malvasia nel negozio. Ok, allora per quello che si pagava poco c'era il posto. C'erano delle zone, delle betole, delle chiamate così, no? Ok, e dopo per avere quello di alta qualità dovevi andare in un'altra quartiere. Zona, ma un'altra anche quartiere di Venezia, di pratica. Venezia. Ah, ok. E dopo anche tra una e l'altra dovevano esserci almeno 15 metri, tra una, anche quelle di bassa qualità, per non essere, come dire, troppo concorrenti, dovevano essere distanti. Ok. Allora io questa cosa del molto commercio, particolare, questa non sapevo. Questa cosa è, se pensi, è basilare anche per regolamentare. Oggi siamo in un libero mercato. Quello che accadeva a Venezia, in una piccola città, virgolette piccola città, adesso accade globalmente e bisogna capire come regolamentare. Perché io lo so che la Malvasia viene fatta in Australia, a Long Island, negli Stati Uniti, viene fatta in diverse parti del mondo, no? Perché è stata portata, per carità, e ci sono stati tante migrazioni, eccetera. Però la varietà autoctona, secondo me, ha bisogno di quello che hanno fatto i veneziani, una spinta commerciale forte. Certo. E io ho sempre anche pensato e proposto ai miei clienti finali, enoteche, ristoranti, fate delle happy hours per le varietà autoctone italiane. Scegliete, sì, abbiamo magari tutte le regioni, scegliete una settimana, la prima settimana del mese, l'ultima, ma fate girare, perché così più fate girare voi, più c'è richiesta, più si conosce, meno si estirperà, santo Dio, perché qua si parla di valori di importanza, come dire, umanitaria. Certo. C'è l'UNESCO che sta dietro alle varietà autoctone oggi, sta dietro al Carso, per fortuna sì, al Coglio. È un patrimonio. È un patrimonio, esatto. Questo volevo dire, è un patrimonio dell'umanità. Esatto. E va compreso, secondo me, a pari passo con il commercio. È quello che aiuta, altrimenti nessuno andrà, se non per se stessi, ti fai mezzo etero, ti fai la tua varietà, per carità, va benissimo, ma sopravvivere, una volta che il contadino non trova il nipote che continua, quel vigneto va a disperdersi, prima o poi qualcuno lo estirpa. Certo. Allora vogliamo veramente mantenere vivo il patrimonio umanitario dell'Italia, bisogna saperlo promuovere. E non soltanto creando dei momenti di degustazione, eccetera, ma proprio i locali stessi. Questo fa girare. Poi naturalmente ci sono le varietà internazionali, che ce ne sono tante, ci sono tanti prezzi, anche prezzi bassi, e purtroppo i prezzi anche vogliono dire. Però voglio dire, la fantasia italiana non è mai mancata. Secondo me bisogna semplicemente studiarle le cose, certo. Però c'è il modo di venirne fuori. Ecco. Esatto. Per cui per me i veneziani sono una scuola commerciale enorme, ecco, direi questo. E questo nome Cadenza di Inganno, perché hai scelto questo? Esatto. Allora, io volevo appunto creare questa Malvasia storica. Esatto. Come lo trovavi ai tempi della Serenissima, praticamente. Come me li potevo anche solo immaginare, ovviamente. Ovviamente, sì. Però da quello che leggevo e studiavo, essenzialmente bisognava appassire l'uva sulla pianta o sui graticci. Io ho scelto di
di fare l'appassimento sulla pianta senza intervento sulla pianta. Ok. No? Quindi non siamo intervenuti sul grappolo, l'abbiamo semplicemente lasciato che si disidratasse. L'abbiamo vendemmiata, mi ricordo, i primi di ottobre, quindi ha subito tutte le escursioni, tutte le più importanti escursioni termiche che vivono nel vigneto. E abbiamo fatto una vasca di 25 ettoletri di questa malvasia. Questo è un esperimento, a huge experiment. Sì, è un big experiment. Sì. 25 ettolitri non è proprio poco. Ho osato e devo dire, abbiamo lasciato una parte della vigna appunto non raccolta, lasciata ad appassimento, e per fortuna gli uccelli e la fauna non l'hanno attaccata. E abbiamo trovato degli stratagemmi per mandarli via, insomma non sto a raccontare, ce ne sono tantissimi. E praticamente dopo l'abbiamo raccolta. Era molto difficile perché ormai era tanto disidratata di raspare. Di rasparla, okay. È stata un'impresa, però poi ce l'abbiamo fatta ed era... all'inizio era un po' spaventata, sembrava quasi una marmellata, ma poi la fermentazione è partita, grazie a Dio, e gli acini sono andati verso l'alto. Quindi si è formato il famoso cappello, abbiamo iniziato a fare la bagnata del cappello, quindi a muovere da sotto il mosto, sopra, tutto. Proprio come un rosso. Come un rosso, esattamente, okay. Senza nessuna differenza. Abbiamo tenuto la temperatura sui 20 gradi, quindi non volevo neanche andare né troppo bassa, né troppo alta. Cerchiamo di tenerla più naturale possibile, da facilitare anche le fermentazioni, eccetera. Poi a un certo punto bisognava bloccare la fermentazione per ottenere un vino dolce, no? E mi ricordo che ho abbassato la temperatura e abbiamo un frigo, okay, con un collegamento con tutte le vasche, di modo che si riesca a contenere la temperatura. E abbiamo impostato, mi ricordo, -4, insomma, morale della favola, il mosto aveva -2 gradi. Ok. E fermentava ancora. Ma dai. Fermentava -2 gradi e fermentava ancora. Ci sono testimoni di ciò, li ho chiamati in cantina e sono andata con un termometro a immersione sulla vasca, perché era l'unica maniera. Io sentivo che fermentava perché all'udito sentivo che, con difficoltà, ma fermentava, andava avanti, andava a potenza incredibile. Wow. E vedevo -2, ma guardate qua, -2. Era ghiacciato intorno, la vasca, però sopra ghiaccia. E -2, sta fermentando a -2. Questi sono i lieviti veramente forti, questi sono i lieviti siberiani. Sì. Mi ricordo che avevo chiamato una persona che era un biologo e che avevo una stretta amicizia, ho detto vieni a sentire sto miracolo, ed è venuto su e contemporaneamente è venuto mio padre con un suo amico ed è successo che gli ho detto guarda, mio padre, guarda cosa è successo. Cosa? Ha detto, sta fermentando a -2. E io ero talmente affascinata. Devo aver avuto gli occhi di chi ha visto per la prima volta il mare, hai presente? No? E mi ricordo che mio padre aveva detto una cosa: Natascia, piacciono tutte le cose che non sono normali, ma non è la normalità, è diverso, è lo standard che a me non va. Cioè, standardizzare va bene per certe cose che sono utili, eccetera, ma per la mia concezione del vino, lo standard equivale a tra virgolette mortificare quella che è l'arte del vino. Cioè il vino si esprime in certi modi e bisogna semplicemente monitorare il prodotto. Questo sì, il monitoraggio è importantissimo, altrimenti sbagli e hai perso tutta la poesia, ovviamente, ma hai perso anche il prodotto. Certo. Allora io dico, non volevo che il vino si sentisse un qualcosa di industriale, un qualcosa di routine. Io non volevo questa routine. Esatto. Sì, standard ha questi due sensi, no? Perché quando si dice che abbiamo dei standard alti, no? High standards, è un livello di qualità. Ah, sì. Però standardizzare in inglese anche significa fare tutto uguale. Uguale, esatto. Che sfortunatamente con tanti vini viene fatto così, che è difficile capire la differenza tra uno e l'altro. Tra uno e l'altro. Sì, esatto. Allora, standardizzare potrebbe essere l'opposto di unico, di speciale, di nicchia, qualcosa così. Esatto, questo. Standardizzare uguale un po' industriale.
il concetto che volevo dire era proprio questo. Questo è l'opposto di questo. È l'opposto di È questo. più lontano di Esatto, industriale che può è essere. il più lontano possibile, mantenendo certe caratteristiche che sono di una cantina moderna, la pulizia in primis, cioè le vasche assolutamente pulite, perché posso dirti che abbiamo lavorato anche con il legno, eccetera. È molto difficile mantenere la pulizia, per esempio, nelle barrique, eccetera. Certo. Sono dei rischi che, per carità, facciamo anche vini, riserva, barricate, eccetera, ma io mi sto indirizzando all'acciaio proprio perché così ci sono meno contaminazioni di batteri, c'è la pulizia della vigna, che le olive devono essere perfette, non deve esserci un marciume. Certo. Anche l'acino, che io lo vedo quando stiamo diraspando, che vedo che il grappolo è così blu tendente all'arancio, va via immediatamente, non ci penso neanche, perché può succedere. Io già in vigna, noi lo diciamo a tutti quanti, bisogna assolutamente già in vigna tirar giù solo il buono. Ma poi c'è lo standard anche lì, no? Tra virgolette standard. Esatto. Sì, c'è un protocollo, tra virgolette, quando il grappolo è così così, via tutto, altrimenti tagli. Se vedi che 90% lo lasci su, anche perdere tempo, non c'è, hai 3 acini, che cosa fai? Allora no, se diciamo costa tanto tempo, perché poi è anche questo, la qualità della vendemmia, se il vendemmiatore è stanco e sta facendo una cosa che secondo lui è inutile, poi ne risente tutto il lavoro. Certo. Se invece bisogna far capire vero, questo al vendemmiatore, perché già abbiamo le viti basse ed è durissima a vendemmiare. Se poi ancora vai lì a guardare l'acino, eccetera, io dico sempre: lasciate qualche acino agli uccelli, che poveri, ai conigli, che è un modo di dire. Certo. Il grappolo così non va, piuttosto si lascia fuori. Infatti. Basta, fa parte della qualità, fa parte diciamo, di questo processo per ottenere un prodotto, insomma, ottimale. E dopo, insomma, dopo questa lunga fermentazione non interminabile, vedevo che faticava ma fermentava il vino, la Malvasia, no? E io a un certo punto mi ero affascinato ma senti questi lieviti cosa stanno facendo pur di sopravvivere? Perché? Già avevano tanto alcol, perché dopo un certo punto il lievito si inibisce quando c'è tanto alcol nel vino, no? Nel mosto. Già faticavano, eppure andavano avanti. E io a quel punto mi ricordo che avevo deciso proprio io di staccare il frigo su quella vasca lì, di fermare e di lasciare fermentare, che prenda la sua vita. Perché, come posso dire, aveva dei sentori che erano dei sentori, in musica si dice che erano, non era un rumore, non era una stonatura, era una dissonanza. Dissonanza significa che è un suono che comunque ci sta, tra virgolette, se vogliamo semplificare, ci sta nel vino. E io ero molto affascinata, ma non volevo esagerare, vedevo che stavo come dire, estremizzando troppo. E per la mia natura, come dire, anche... come dire, rischio fin tanto che so che posso rischiare, non vado mai troppo oltre, ho detto c'è tanto qua, cerchiamo di fermare, vediamo cosa succede. Difatti il vino si è calmato, ha fermentato quasi tutti gli zuccheri, poi ha finito nelle barrique, perché una parte l'abbiamo lasciata in barrique, una parte in acciaio. Poi abbiamo... Allora c'è un po' di legno dentro la tua cantina? Assolutamente sì. Quella volta c'era di più, adesso un po' meno, ma quella volta c'era. Abbiamo messo in rovere di Slavonia, usato già 5 volte, quindi era una botteggia molto usata, però trattata bene ovviamente. E poi praticamente l'abbiamo lasciato fino al 2011, è stata vendemmiata. Nel 2014 l'abbiamo tolto dalla barrique. L'abbiamo messa nelle vasche di acciaio ed è rimasta lì 5 anni. Allora fuori del barrique, dentro l'acciaio, ancora un altro 5 anni. 5 anni, l'abbiamo bottigliato nel 2019. Pensa a te. Sì. Allora, essendo un contenitore, diciamo, inerte, che non microossigena il vino in nessun modo, cosa succede dentro questa massa di vino, dentro una vasca di acciaio per così tanto tempo? Cosa succede? Cosa succede? Beh, molto dipende da dove deriva. Se le barrique erano sane, il vino era già sano, il vino rimane essere sano se monitorato, controllato, ovviamente, eccetera. E se ci sono dei piccoli spunti di volatile, nell'acciaio forse non vengono subito fuori, ma vengono fuori dopo. Per cui
la volatile è difficile da abbattere, ma detto questo, se il vino è sano e il prodotto è di qualità, l'acciaio in qualche maniera blocca quello che è il prodotto, nel senso il vino comunque vive avanti perché ha una sua vita, si evolve, ma non si evolve come nel legno dove c'è una microossigenazione. Certo. Molto importante questo aspetto qua. Sì, sì. Nell'acciaio questo non avviene, quindi il prodotto è come se fosse in qualche maniera ibernato per un tot tempo. Diverso no? del sviluppo in bottiglia. Assolutamente sì. Ok. Assolutamente. Poi sì, poi lo sviluppo sì, lo sviluppo in bottiglia dipende poi se è Magnum, se è bottiglia normale, ovviamente. Sì. Però devo dire sì, c'è un'enorme differenza. Okay. Sì. Allora è più stabile dentro l'acciaio e si evolve di più dentro la bottiglia e per quello lo fai questo lunghissimo tempo dentro l'acciaio. Io l'ho fatto perché volevo che rimanesse ancora, come dire, era talmente bello che volevo tenerlo ancora credevo che potesse dare ancora un po', però tenuto lì ancora diversi anni. Ok. E quindi avevo anche fatto 2 imbottigliamenti, uno primo direttamente dalla botte di legno e uno dopo. Questo è quello risultato dell'acciaio, quindi avevo fatto sia l'una che l'altro imbottigliamento. Esatto. E poi sentivo che non era ancora come volevo che si evolvesse ancora un po', però siccome andavano avanti gli anni l'acciaio mi dava più sicurezza e quindi ho detto teniamolo. Poi è una cantina che tende a essere molto umida, purtroppo, per i lavori che stiamo ancora facendo. Okay. Mi sentivo più sicura un tale prodotto, di una tale, perché è eccezionale nel senso che è molto diverso dal resto del vino e mi piace moltissimo il sogno che è diventato realtà a modo suo, perché a un certo punto ho dovuto rinunciare a quella che era la mia idea del vino dolce, stile Passito di Pantelleria o Malvasia delle Vipere, insomma ho rinunciato, parlando del Friuli il Ramandolo, e ho deciso che il vino doveva prendere la sua strada. Io dovevo, come ho detto prima, semplicemente assecondare questo processo, arrivare in bottiglia sano e senza filtrazione, perché era l'ultimo passaggio importante, era quello che era non filtrarlo, ma non serviva proprio, perché ormai dopo tanti anni posso dirtelo che tutto si si deposita. Non c'è con la gravità. Esatto, Sì. anche se fai un travaso, dopo un po' il freddo arriva e insomma il vino da torbido che è, lo sai benissimo anche tu, si pulisce in qualche modo, no? E quindi poi l'abbiamo imbottigliato, lasciato in bottiglia e abbiamo iniziato a commercializzarlo. Era allora imbottigliato luglio del 2019 e mi ricordo che già a novembre erano arrivati, avevamo 2 importatori all'epoca in Giappone, il secondo importatore gli ho fatto assaggiare il prodotto che però era talmente avanti che non aveva tanto bisogno di refinamento in bottiglia perché l'aveva già fatto in botte. Ok. Quindi era, tra virgolette, perfetto. E mi ha detto, almeno per i miei termini, e mi ricordo ancora, ma questo è il vino per il Giappone, come mai voi? Ma no, noi già vendiamo, ho detto è vero, però questo vino è imbottigliato adesso, ho detto, non è questo, è il vino che è proprio fatto per questo mercato. Allora io dico una cosa, bisogna osare come produttori, fare esperimenti, perché dopo è vero che il vino trova la sua collocazione, la trova, però bisogna spingere, eccetera, ma poi arriva il momento che ti arriva la persona che sa valorizzarla. La stessa cosa, per esempio, il rosso della Bora che abbiamo creato quell'anno, nel 2014, quando il terrano era piuttosto scarso. E io ho voluto chiamarlo rosso della Bora perché terrano non mi andava di chiamarlo. Era un terrano preso dal brio di quell'anno, che era l'annata un po' avversa, e l'abbiamo chiamato rosso della Bora. Ha un significato, però noi stessi l'abbiamo declassato, tra virgolette, ed è, secondo me, ovviamente un altro prezzo, però trova la sua collocazione ed è un discorso anche onesto, di onestà proprio professionale, secondo me. Non puoi, quest'anno il terrano è così, però è così, il mercato si aspetta un'altra cosa. Se aspetta un'altra cosa, aspetta, oppure prende la riserva, prende dell'anno prima. È importante avere, secondo me, in cantina anche tante annate, perché così ti capita l'annata che è così, hai comunque la tua riserva. Oltre a essere interessante, hai una tua riserva, puoi
giostrarti. Per soddisfare il mercato, Esatto, sì, è complicato. Intelligente, sì. È complicato, però è un lavoro che ti fa crescere, secondo me, anche proprio mentalmente, ti vengono tante idee e dietro a una riserva tante volte c'è anche tanta senso pratico proprio, no? Certo, È vero. certo. C'è sempre questa idea che io ho avuto e dopo voglio parlare un po' di Terrano, perché Come no? hai menzionato anche tu. Che le aziende che secondo me che diventano importanti, le aziende che fanno un nome o possono durare nel tempo, sono queste aziende che hanno un'idea, hanno una strada da prendere e battono sempre quella strada lì, invece di dire il mercato quest'anno vuole i vini più leggeri. Esatto, allora dobbiamo un po' modificare. Vedi che adesso il mercato vogliono i vini barricati, dai facciamo compriamo dei barrique. Dopo, ok, barrique non è più lo stile, dobbiamo cambiare, dobbiamo fare anfora, facciamo anfora. No, tu devi fare, ok, questo è il modo di fare i nostri vini, e lo facciamo. Avanti così. Esatto, e troverai la tua nicchia, troverai i tuoi clienti. Credo anch'io in questo. Perché il mondo è grande, tu hai un grandissimo mercato in Giappone, forse il tuo vicino di casa no. Esatto. Però hai trovato quella nicchia, quel mercato, quei clienti che apprezzano il tuo prodotto per quello che è. Esatto. E deve essere abbastanza sicuro in sé di dire no, questo è il nostro vino, non lo cambiamo. Esattamente. E se vuoi fare un esperimento, fai un esperimento. Troverai il tuo cliente. È l'evoluzione del produttore, l'evoluzione dell'azienda, fare esperimenti è necessario, è ricerca e sviluppo, tra virgolette, se vogliamo dirlo, ma è anche proprio piacere artistico, come dire, andare in territori sconosciuti, conoscere nuovi limiti, superarli se si riesce, cioè questa è la vita alla fine, è questo che ci regala degli stimoli, la natura ci dà degli stimoli incredibili e quindi per esempio il nome di questo vino che parla è cadenza d'inganno, che è sempre un termine musicale. Esattamente, è un termine che deriva dall'armonia musicale e parla praticamente di diciamo in musica è una sequenza di accordi che provoca una sensazione di sorpresa. Il compositore lo fa per dare dinamismo al pezzo, no? Quindi fa questa cadenza d'inganno per sorprendere l'ascoltatore per poi continuare su un'altra strada. Tante volte ne fa una dietro l'altra perché non vuole terminare, perché il pezzo lo affascina, allora una sorpresa continua e poi alla fine finisce, no? E quindi si dice da una dominante, al posto di andare su una tonica in musica, va su un sesto grado, e questa è la cadenza d'inganno in musica. Poi ovviamente deve essere un pezzo che è abbastanza popolare. Puoi nominare un pezzo di musica che ha questa cadenza d'inganno è popolare, che è conosciuta in tutto il mondo? Oddio, ci sono tante fughe di Bach, del clavicembalo ben temperato, tutte le fughe le hanno. E c'è una cadenza d'inganno nell'aria del flauto magico della Regina della Notte, per esempio. Sì, non te la canto, ma mi piacerebbe molto cantarlo. Non ti metto su quelle... Però ci sono Mozart, no? Il flauto magico di Mozart, nella Regina della Notte, nell'aria che lei canta, c'è una cadenza d'inganno che si sente molto bene. E in tanti altri, insomma, adesso non mi... nella letteratura c'è tanto di questo, specie nella lettura barocca e classicistica. Capisco. Ecco, questa malvasia si chiama cadenza d'inganno proprio perché al naso e all'occhio e ti dà la sensazione di un passito dolce, quindi ti dà già l'idea di qualcosa. Mentre quando tu la assaggi, per come è nata, ti stupisce ed è una sorpresa. Quindi è una frase musicale che non ha concluso in un modo aspettato, ma ti sorprende, ma non solo ti sorprende, ti fa sognare, ti fa immaginare, ti fa sognare anche sul vino, ma non è tutto da mettere nei cassetti passito dolce. Questo è un passito non dolce, ma non puoi chiamarlo passito, è una malvasia passita, non dolce. Ci sono sfumature nel vino che sono parte del prodotto, che sono il timbro che caratterizza quell'anno e quel prodotto scelto da quel produttore. Ecco, volevo dire soltanto ancora questo, concludere. Grazie. Allora, Terrano, perché stiamo andando avanti molto lungo, però non volevo lasciarti andare perché
adesso ti metto in imbarazzo, però tu ovviamente devi fare con noi Ottobre Rosso Refosco, no? Ne sono molto felice. Anch'io sono molto felice, perché questo progetto è qualcosa con cui sto lavorando già un paio di anni. Quest'anno sarà più bello, più grande, più importante che mai, e secondo me è importantissimo includere il Terrano dentro questa famiglia del Refosco. Allora parliamo un po' di questo Terrano che fai tu. Quante diverse versioni fai? Che cos'è il fascino di Terrano per te? Soprattutto perché il Carso è il posto dove Terrano esiste. E Certo. allora il collegamento con territorio, ma il tuo collegamento personale con Terrano. Certo. Allora, il Terrano è secondo me una varietà, un vino, quello che è la mia esperienza, è un vino che non ha compromessi. Ok. Le sfumature nel Terrano riguardano le annate, però ha un gusto molto determinato ed è lui in tutte le sue sfumature. Forse tra le 3 varietà è quello che ti dà maggiore, tra virgolette, sicurezza. Ah, Perché ok. lui è così. È più affidabile, diciamo così? Sì, è come dire, sì, esattamente, è una sicurezza. Per quello io non sono riuscita a trovare un nome di fantasia, per dare un nome a una riserva. Per esempio il Trubar Vitowska si lega diciamo, alla cultura territoriale del vino bianco, fatto sul nostro territorio, e quindi è una riserva, gli abbiamo dato questo nome perché anche Primož Trubar, che è un personaggio storico che è stato al Castello di Rubbia, faceva vino, e mi sono collegata a questo. La Malvasia Leonard, che è un'altra riserva dedicata a mio nonno, perché lui faceva la Malvasia, e quindi si chiama Leonard Malv Assia, che è il nome di mia figlia Assia, per dare continuità. Okay. Ecco, quindi ci stanno tanti, anche, come dire, abbiamo creato tante Malvasie come la Cadenza d'Inganno. Nel Terrano io non mi sono sentita di dargli un nome di fantasia per una riserva. Ok. Questo volevo dire. Perché è lui. È Allora, talmente Terrano riserva, basta. bravissimo. Terrano riserva, Ok. oppure Terrano che non è riserva. Quando l'annata diciamo non dà proprio quel Terrano che questo lo caratterizza. Il Terrano ha bisogno di un certo tipo di calore, di sole, di roccia, di terra rossa, ha bisogno di questo. Quando ci sono le annate piovose, il Terrano non riesce a esprimersi bene. Ok. Questa è l'unica variabile che io a cui darei importanza, ed è per questo che noi nel 2014 lo abbiamo chiamato Rosso della Bora. Ah, ok. Ma solo questo. Secondo me il Terrano, chi si innamora del Terrano si innamora perché è così. E lo puoi fare, non lo so, in 1000 modi, ti verrà sempre molto determinato con la sua acidità. Per esempio, in Slovenia, che si dice che sia molto diverso, non è che sia diverso. Intanto loro utilizzano, adesso sono passati il Guyot e diciamo alle viticoltura un po' più bassa, ma loro tipicamente avevano le pergole, cioè una pergola alta, molto no? alta, sì. Esatto, caricavano molto. E siccome più c'era, meglio era, perché poco terreno c'era, allora cosa si faceva? Lo appassivano sui graticci, ancora adesso lo fanno. Ah, Appassisco. E allora gli dà quel sensazione di dolciastro, di liquoroso, che lo determina come prodotto, però è un intervento umano. certo. E non è la varietà, è Sì, l'intervento umano. Eccola. Allora, per quello il nostro Terrano è sicuramente diverso, ma perché di là, voglio dire, senza togliere nulla, in Slovenia c'è questa cultura di appassimento che noi, io parlo per San Michele, non si faceva. San Michele faceva uva, la vendeva al mercato di Komen in Slovenia, che è un paese vicino. Non c'era tanta viticoltura, non c'era chi lo faceva a casa, però non c'è questa cultura dell'appassimento, probabilmente perché il clima non lo permetteva, non lo so. Più l'entroterra forse è più facile, ci soffia più bore, è più semplice tenerli su, più tempo, non lo so. Comunque ci sono delle differenze. Però il Terrano per me
è sempre molto un vino molto diretto, molto contrappuntistico, se vogliamo trasformarlo in termini musicali. Così, è diretto, è logico, un vino logico. Ecco. Un vino logico. Logico, Ok. logico, esatto. E allora? Quello che è l'uva, Sì. tu lo vedi nel vino. E per questo c'è questa convergenza, c'è questa linea, questo passaggio lineare del vino tra l'uva e il vino. Ok, perché Terano anche ha questa reputazione di essere molto acidulo. Molto acidulo, esatto, ma perché secondo me intanto veniva prodotto tanto perché c'era poco terreno. Ok, quindi, come l'hai detto prima. Sì, allora c'era l'appassimento, poi se magari non si faceva appassimento si vendemmiava, magari prematuramente perché c'erano le piogge in arrivo, però di base ha un'acidità molto elevata. Molto alto. Sì, parte già alto. Poi naturalmente Più alto del Refosco, del sì, Peduncolo Rosso? Sì, è più alto. Sempre più sì, alto. Un punto sicuro in più ce l'ha. Ok. Azzarderei un punto, ma 0,8 sicuro ce l'ha. Quello l'ho constatato anche. E questa è una funzione della varietà, il terreno, tutti e due? Il terreno, entrambe le cose, secondo me, sì, entrambe. Sarebbe interessante fare degli esperimenti ancora su questo. E allora secondo te forse il modo di fare Terano adesso con viti più bassi, un po' meno della produzione, guardando un po' con l'occhio della maturità dell'uva. Esatto. È diventato un po' meno aggressivo recentemente, perché io ricordo assaggiando la tua, e dobbiamo assaggiare forse quando finiamo la registrazione, assaggiamo. Come no? Non ricordo così tanto aggressivo come Terano, è stato molto bevibile, molto bello, molto rotondo. Certo, allora, e un'altra cosa è che il Terano tipicamente veniva bevuto Nelio Smith. Esatto. L'anno in cui veniva anche prodotto, no? Perché la storia... Nuovo. Allora, nuovo, probabilmente Malolattica non l'aveva ancora fatta, perché insomma, raramente te la fai in vendemmia, no? Se poi le acidità sono alte, hai voglia prima che scenda. Insomma, secondo me questo ha caratterizzato un po' la storia del prodotto e lo stereotipo che ne deriva, perché ovviamente nascono stereotipi sul vino. E seconda cosa è anche il tipo di viticoltura. Dicevo prima la pergola. Certo. E poi siamo passati adesso al Guyot. In tanti fanno Guyot, no? Anche Cante, tanti anni fa ha iniziato col Guyot. E quindi come dire, è una viticoltura diversa. Il Terrano però, noi abbiamo anche Guyot molto basso, a 30 centimetri da terra. Wow, sì. Stile francese. Bravissimo, stile Chateau Margaux. Bordeaux, Chateau Margaux, esatto, no? Io ricordo anni loro fa. hanno, no? Sì. Ecco, senza fare l'alberello, però abbiamo fatto questo. Però io mi ricordo, e ricordo ancora adesso, che il Terrano abbiamo dovuto dopo diversi anni alzare il primo filo, no? Quindi il tronco il fusto della vite è perché è selvaggio e spinge verso l'alto, quindi ha bisogno di più spazio. Ecco perché probabilmente storicamente la pergola. Perché voleva proprio fare secondo me, altezza. Secondo me sì, anche per fare ombra lo facevano, certo. Anche per vendemmiare meglio, perché se non stai lì basso, insomma, mille cose potevano essere, tra cui secondo me questo aspetto un po' selvaggio della varietà, ecco. E quindi noi abbiamo capito questa sua essere selvaggio ed è apprezzabile, è giusto. Però aspettando che faccia anche la malolattica, il vino naturalmente diventa più morbido, no? Diventa più morbido. Nel corso del tempo, oltretutto, l'acidità tende a scendere. Se lo metti nel legno si arrotonda e se aspetti soprattutto a commercializzarlo dopo diversi anni, l'acidità scende e il vino si equilibra, tra virgolette, e diventa più morbido, come tu stesso hai constatato assaggiando i nostri vini, proprio perché aspettiamo tanti anni prima di uscire. Certo. Ci sono produttori del Carso che adesso sono fuori col 2020-2021, noi siamo ancora al 2016-2018, cioè siamo ancora indietro. Con quello normale. E la riserva? 2012 al momento. Sì. Wow. Okay. 2012. Sono 10 anni stiamo parlando. Ed è un vino con una freschezza incredibile. E il giorno che faremo la degustazione a ottobre rosso, no? Sì. Ecco. E io porterò anche la nostra prima annata in assoluto di Terrano, che è un 2004. Wow. La voglio portare perché tante volte lo faccio in degustazione,
lo presento nelle verticali per far capire che il Terrano è un vino estremamente longevo, ma per le sue caratteristiche che sono parzialmente derivati dallo stesso discorso dei tannini che ci sono nei vinaccioli, come anche nella Vitosca, ma anche le sue caratteristiche proprio microbiologiche, perché ha antociani, polifenoli e resveratrolo, che sono antiossidanti naturali, al di sopra della media dei vini rossi mondiali, e questo è stato constatato da una ricerca che si chiama Agritour, fatto dall'Università di Trieste e di Lubiana insieme, registrando diverse annate in diversi vigneti, diversi vini, è emerso questo fattore. E questo è per Terrano in particolare, non per Refosco in generale come una famiglia. Questo è proprio Terrano per il in Terrano, particolare. hanno fatto per il Terrano. Allora potrebbe essere che questo famosissimo vino rosso che ha bevuto la moglie di Cesare, la vigna, il Puccinum. Esatto, il Puccinum forse era Terrano con tutti questi antiossidanti che ha portato a vita. Sì. Lunghissima di questa donna antica, molto interessante. Bello questo aspetto storico che hai tratto adesso. Sì, parlando con tanti produttori di Refosco parliamo sempre di questa leggenda, chissà che cos'era, non sappiamo che alle cos'era foci questo. Del Timavo. Però se tu pensi che questi antiossidanti che tu stai parlando di Terrano in particolare, esatto, chissà che può potrebbe darsi, essere. Può darsi. Parliamo del futuro, c'è qualche progetto per il futuro, qualche novità, qualcosa che puoi svelare, o tu sei più o meno stabile con i prodotti, con l'azienda? Cosa possiamo dire del futuro di Castelli di Rubbia? Sicuramente la parte, diciamo così, artistica emergerà sempre, questa voglia di scoprire da sola, quello, perché non credo di scoprire l'acqua calda, in nessun caso l'hanno scoperto altri prima di me, ma scoprire la mia vigna, per me come persona è una crescita personale enorme, quindi questa ricerca continuerò a farla, esperimenti continuerò a farli. Non lo so se riusciremo a replicare la cadenza d'inganno, perché è nata quell'anno lì, e sinceramente non lo so se lo voglio fare. Vorrei trovare degli spunti che mi darà sicuramente nel corso degli anni la natura. Ecco, io anche quando sono triste, ho dei momenti un po' tristi così, io vado sempre in mezzo alla natura, dove secondo me ciascuno di noi nel silenzio, nella pace della propria vigna, riesce a fare, come dire, a rendere tutto molto logico, tutto molto semplice, no? E quindi lasciarsi andare un po' nell'onda di quello che accade, no? Quindi non lo so, qualcuno ci ha detto perché non fai dei metodi classici. Io sono molto affascinata dal metodo classico, è un aspetto molto impegnativo, però diciamo che certe cose mi piacerebbe farle, certe no. Sto ancora studiando che cosa fare. Sicuramente arriveremo prima o poi al prodotto biologico completamente, perché è una cosa a cui secondo me io ci tengo personalmente, e cercheremo di farlo proprio anche in vigna, perché noi abbiamo un sesto d'impianto molto fitto e già abbiamo iniziato a togliere alcuni filiari perché erano veramente troppo fitti e non circolava aria. Esatto, in certi punti l'abbiamo fatto, solo in certi punti era necessario nella Vitosca, perché veramente marciva tanto. Dopo che abbiamo fatto questo intervento, che naturalmente è stato un colpo al cuore, però avendo 90 centimetri tra un filare e l'altro puoi capire che era veramente tanto tanto fitto. Capisco. Se tu adesso vai tra il filare estirpato e l'altro, senti che l'altro respira, l'altro c'è un'affa incredibile che nuoce. Allora noi abbiamo fatto un vigneto che probabilmente era anche troppo fitto per quella varietà, no? Per la Vitosca in particolare. E quindi stiamo cercando di portare il vigneto, portarlo a essere più possibile autogestito a livello anche proprio sanitario, di dargli il massimo possibile affinché sia, come dire, più sano possibile, perché i cambiamenti climatici sono una difficoltà che il vigneto sta affrontando. Fortunatamente, devo dire, è sempre molto verde nonostante le siccità. Se tu vai anche in piena estate, quando è secco, il vigneto nostro è sempre verde. Probabilmente chi ha piantato anni fa i baroni
sapevano dove piantare, perché altrimenti questa cosa qui non può essere casuale. Certo. Per cui io direi che il mio obiettivo è quello di rendere il vino ancora più naturale e andare più verso il biologico, con tutte le mille difficoltà che ci sono, però è un obiettivo che io vorrei sicuramente raggiungere, ecco, questo. Perfetto. Natasha, grazie tantissimo Grazie per a tutto te. questo tempo che l'abbiamo passato insieme. Secondo me questo sarà 2 parti. Addirittura. Sì, perché siamo andati avanti adesso per 1 ora e 57 minuti. Aspetta, Quasi. ed è volato. Esatto. Come si dice in inglese, time flies when you're having fun. Oh, Il tempo vola quando si ti diverte. diverti. Allora, grazie È stato un tantissimo. piacere. Il piacere è stato mio e ci vediamo per Ottobre Rosso. Assolutamente. Fantastico. Grazie mille. Grazie a te.